Continua il monitoraggio da parte dei sanitari dell'ULSS 6 Eugane e del medico sudafricano passeggero del volo KLM con la donna olandese morta, moglie del paziente zero, negativo il test eseguito lunedì mattina sull'uomo, un cinquantenne, che si trova in un albergo di Padova dove dovrà restare in quarantena fino al prossimo 7 giugno. Una buona notizia per tutti, anche se non si esclude una positivizzazione successiva e i protocolli vengono seguiti in stretto contatto con la Regione e il Ministero. Noi seguiremo le prescrizioni ovviamente ministeriali, abbiamo scelto un percorso precauzionale così come ci viene determinato da questi protocolli, non dobbiamo fare allarmismo, il soggetto non ha sintomi, non ha l'antivirus e quindi seguiremo ovviamente nelle prossime ore l'evoluzione della vicenda, ma dobbiamo ribadire che non c'è nessun caso di antivirus in Veneto e soprattutto dobbiamo ribadire che il soggetto è in isolamento fiduciario. Sono salite intanto a 6 le persone in monitoraggio in Italia, oltre al medico di Padova, una donna straniera che vive in Toscana, 2 marittimi, uno campano e l'altro calabro, di quest'ultimo si attendono i risultati dei test inviati allo Spallanzani. A questi si aggiungono un turista inglese che viaggiava sul volo KLM, che si trova a Milano ed è risultato negativo. Ricoverata invece in ospedale a Messina una turista argentina che arriva dalle zone endemiche ed è affetta da polmonite. Quest'ultimo, se confermato, potrebbe essere il primo caso italiano di malattia. A ieri sera sono in totale 10 contagi accertati tra i passeggeri a bordo della nave da crociera MV Ondius, 3 le persone morte, è grave in terapia intensiva una donna francese rientrata in patria.